Nei Vangeli invece le donne hanno un ruolo primario, fondamentale. Sono le donne le prime testimoni. Stamane Papa Francesco, durante l'udienza generale settimanale in Piazza San Pietro, ha elogiato il ruolo della donna, un ruolo fondamentale all'interno delle famiglie ma anche nel mondo del lavoro. È forse proprio in quest'ultimo campo che negli anni l'altra metà del cielo ha cercato di ritagliarsi spazi sempre più importanti all'interno delle aziende pubbliche e private, cercando di arrivare ai vertici. Un'industria Treviso ha così dato il via ad una serie di corsi rivolti alle donne che mirano a ricoprire un ruolo nei CDA delle imprese. C'è una richiesta da parte della società, di molte colleghe imprenditrici che chiedevano se c'era qualche corso per permettere di essere più preparate a svolgere questo ruolo. Un pochino bisogna aiutare sia all'interno della famiglia che delle istituzioni stesse affinché le donne siano un po' più considerate e prendano coraggio nel porsi in maniera effettivamente attiva nella società stessa. 12 incontri che spaziano dall'analisi di bilancio alla visione d'insieme dell'economia per dare alle imprenditrici la giusta preparazione per entrare nei CDA delle aziende alle quali a loro volta potrebbero dare il loro apporto. Cercare comunque con delle persone che siano effettivamente preparate di apportare anche quella parte femminile che riteniamo oggi essere importante. Quote rosa dunque anche all'interno delle aziende, come prevede la legge Golfo Mosca per quelle quotate in borsa o a controllo pubblico che hanno l'obbligo di inserire nei CDA almeno il 20% di donne, linea già intrapresa 2 anni fa da Un'Industria Treviso. Tutto questo però, sottolineano le imprenditrici, senza entrare in competizione con gli uomini e guadagnandosi il proprio ruolo attraverso le capacità adeguate. Non è soltanto una questione di percentuali, diciamo, è una questione anche di competenze. A volte, pur avendo le competenze, la scelta magari va su una figura maschile piuttosto che una figura femminile. Al termine dei corsi le donne che hanno partecipato sosterranno un esame finale. Chi lo supererà verrà iscritto in un albo di Confindustria Veneto accessibile alle aziende, garantendo così la massima diffusione.